Il Consiglio Comunale di Agrigento, a larga maggioranza, ha approvato i progetti per la realizzazione di alcune opere finalizzate al miglioramento della viabilità al quadrivio Spinasanta, tutto finanziato con risorse dell'ANAS. Soldi che vennero stanziati anni fa per il disagio creato ai cittadini con i lavori di raddoppio della statale 640. In pratica, come più volte raccontato, con circa 2 milioni di euro saranno realizzati un'area di sosta tra Quadrivi e Viemera, una grande rotonda al centro dell'importante snodo viario, il completamento dell'anello stradale costituito dalla via Basile, piccola arteria attualmente quasi inutilizzata che però nel prossimo futuro servirà per la nuova chiesa che si dovrà costruire nella parte alta del quartiere. Per quanto riguarda la chiusura della galleria Spinasanta a causa delle infiltrazioni d'acqua, come spiegato da ANAS durante i lavori della Commissione parlamentare quarta dell'Assemblea regionale siciliana, gli operai stanno già rimuovendo le parti ammalorate ed è partita un'attività di monitoraggio per individuare da dove proviene l'acqua, dato che una parte potrebbe derivare da perdite in condotta. Per il recupero e l'ammodernamento della galleria, ANAS ha già stanziato 9 milioni di euro complessivi, anche se l'obiettivo immediato è valutare una riapertura con semplici interventi di manutenzione ordinaria. Nel frattempo, ha spiegato ANAS, si sta ridiscutendo della possibilità di un'apertura a doppio senso che però porterebbe con sé numerose questioni rispetto alla sicurezza. Novità anche sulla viabilità provinciale con l'assessore regionale Marco Falcone che ha ribadito come la regione abbia stanziato 27 milioni di euro in tal senso. Per quanto riguarda il viadotto Acragas, ha ribadito ANAS, sarà recuperato in circa 2 anni. L'ipotesi demolizione attualmente non presa in considerazione perché il viadotto può essere recuperato e perché comunque le operazioni sarebbero costose e difficili. ANAS, convocata dalla quarta commissione parlamentare territorio e ambiente, ha infatti ribadito che dal suo punto di vista l'unica strada percorribile letteralmente rispetto al viadotto Acragas è e rimane quella dell'intervento di consolidamento già previsto e che a breve sarà messo a gara d'appalto con il sistema dell'accordo quadro. 2 anni e mezzo in totale, salvo ricorsi e impedimenti. Tra aggiudicazione dei lavori e svolgimento delle attività con la possibilità anticipata di una riapertura ad una sola corsia e con il limite di carico. La demolizione è un problema territoriale, ha spiegato ANAS, lasciando intendere quindi che ogni decisione in tal senso spetta alla città e alla sua classe politica. L'operazione potrebbe avere un costo di almeno 6 milioni di euro, con tendenze sensibili a rialzo, data la complessità potenziale dell'intervento da realizzarsi in area archeologica. Altre novità in arrivo, invece, sulla Palermo-Agrigento. Entro i prossimi 6 mesi l'ANAS definirà le progettazioni esecutive relative alla costruzione e all'ammodernamento di 3 lotti. L'importo dei lavori è di circa 500 milioni di euro. L'impegno, fra molti altri, è stato assunto dai vertici della società durante un incontro a Roma con il presidente della regione siciliana Nello Musumeci.